Operazione antidroga dei carabinieri a Favara. Arrestati 4 indagati per detenzione a fine di spaccio di hashish e cocaina. Un lavoro iniziato nel 2000. I carabinieri della tenenza di Favara, coordinati dal tenente Fabio Armetta e della compagnia di Agrigento agli ordini del capitano Marco Larrovere, hanno arrestato ai domiciliari 4 indagati di Favara per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina. L'inchiesta, avviata nell'ottobre del 2019, è stata coordinata dalla Procura di Agrigento tramite la Pubblico Ministero Paola Vetro. Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale Alessandra Vella. Nel corso delle indagini è stato documentato e riscontrato un sistematico giro di spaccio almeno fino a luglio del 2020, comprendendo il periodo del lockdown. Determinanti sono state alcune videocamere piazzate nei luoghi strategici di Favara, nonché le intercettazioni telefoniche che hanno permesso, anche acquisendo riscontri di polizia giudiziaria, diverse perquisizioni mirate nei confronti degli acquirenti della droga, arresti in flagranza e sequestri di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono Salvatore Papia, 50 anni, Giuseppe Papia, 53 anni, Rosario Saieva, 60 anni e Calogero Salvaggio, 53 anni. Altri 2 indagati, una coppia, sono denunciati a piede libero e avrebbero spacciato stupefacenti al villaggio Mosè ad Agrigento. Più nel dettaglio, un circolo ricreativo a Favara, gestito dai fratelli Papia, sarebbe stato utilizzato come luogo di spaccio di cocaina, molto prudentemente, tra raccomandazioni di segretezza con i clienti e uso di un linguaggio criptico al telefono per confondere le intercettazioni. Ad esempio, pacchi di pasta o birre per indicare le dosi di cocaina. E i carabinieri si sono avvalsi delle intercettazioni, utilizzate insieme a delle videocamere piazzate innanzi al circolo ricreativo. Uno degli indagati avrebbe finanche ingoiato la cocaina a suo rischio alla vista di una pattuglia dei carabinieri. Nel corso di tutta l'indagine sono stati sequestrati più di 120 grammi di cocaina, 25 grammi di hashish e alcune piante di marijuana. Questo ci fa capire che il mercato della droga ad Agrigento e provincia sta puntando tutto sulla cocaina, dove un gran numero di persone richiedono questa determinata sostanza stupefacente a scapito di altre che si vendono anche a più buon mercato. Però al momento la cocaina sembra essere l'oggetto più richiesto sia dalle fasce più giovani che mature. Le indagini hanno spunto nell'ottobre del 2019. Nascono perché nel corso di normali servizi di controllo del territorio associati a servizi specifici finalizzati alla repressione e prevenzione di reati in materia di stupefacenti. Gli uomini della tenenza di Favara nel corso di tali servizi notavano movimenti e frequentazioni anomale all'interno di circoli privati in cui sostanzialmente gran parte degli avventori, dei frequentatori erano soggetti noti per i precedenti specifici in materia di stupefacenti oppure noti assuntori di droga. Tra l'altro anche le frequentazioni destavano sospetto perché erano di pochi minuti, quindi soggetti che entravano all'interno del circolo e che nel giro di breve tempo ne uscivano.